bianca, le piscine in Veneto potranno riaprire già dal 7 giugno, questa è la linea delle regioni, anche se restano da sciogliere molti dubbi sulle riaperture di altre attività. Vaccini in arrivo, nuove dosi e ci sono ancora 50.000 posti disponibili per le prenotazioni dei quarantenni, ma solo in alcune ULSS, Trevigiana, Scaligera e nella ULSS 7 nelle altre posti esauriti. Piove, il titolare di un locale di Zermana di Mogliano decide di far entrare i clienti, poco dopo viene multato, non potevo lasciarli fuori sotto la pioggia, dice il ristoratore. Edoardo Gaffeo resta sindaco di Rovigo, ritirate le dimissioni presentate lo scorso 1 maggio dopo la bocciatura di una mozione promossa dalla maggioranza, la soddisfazione del PD. Hanno contattato uno spacciatore per acquistare droga, poi armati di pistole giocattolo senza tappo rosso l'hanno picchiato e rapinato. Baby gang in azione a Noventa Vicentina, denunciati 2 minori. 1000 firme in poche ore affinché Don Albino Bizzotto, il fondatore dei Beati Costruttori di Pace, finito nelle trame di ricatti e bugie dei 11 nomadi, sia nominato cittadino illustre di Padova. Il ciclista veronese Elia Viviani sarà il portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo assieme alla tiratrice Rossi. L'annuncio del presidente del CONI Malagò, l'atleta una soddisfazione per tutta la vita. Buonasera, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale ancora una volta la curva del contagio, ma soprattutto il tema attualissimo delle riaperture anche in vista della zona bianca, data fissata al 7 di giugno. La linea delle regioni è quella di riaprire per esempio dal 7 di giugno le piscine al coperto, ma restano diversi nodi da sciogliere per le altre attività. Intanto arrivano in Veneto nuove dosi di vaccino. Il punto oggi lo ha fatto l'assessore Lanzarin. L'interpretazione, ripeto, che è stata data non per i matrimoni ma per le piscine, quindi ripeto quello che ho sentito un quarto d'ora fa, è quella che però chi è in zona bianca quindi anticipa l'apertura delle piscine. Il 7 giugno quindi con l'ingresso del Veneto in fascia bianca le oltre 100 piscine al coperto del territorio potranno riaprire. Questa almeno la linea che si sono date le regioni nell'ultima conferenza, anticipando di fatto la roadmap del decreto governativo che ne fisserebbe la partenza il 1 luglio. Da capire ancora se lo stesso principio varrà per parchi tematici e matrimoni che sulla carta dovrebbero iniziare il 15 giugno. Approfondimenti sono in corso da parte dell'ufficio legislativo regionale, migliaia i lavoratori e le imprese in attesa del verdetto. Ovviamente la base per ogni tipo di ragionamento è tenere bassa la curva del contagio per altre 3 settimane. Il bianco è una prospettiva solida ma non scontata. RT 0,74, incidenza 44,9 su 100.000. Quindi noi siamo sotto la famosa soglia di 50, incidenza di 50 casi sui 100.000 abitanti. Voi sapete che 50 casi sui 100.000 abitanti devono rimanere per 3 settimane consecutive per passare in area bianca. Chiaro che al risultato contribuisca la campagna vaccinale che può contare su nuove forniture. Nelle ultime ore 160.000 nuove dosi Pfizer sono arrivate in Veneto insieme a 18.000 vaccini di Moderna. Domani, quindi venerdì 21, arriveranno le 38.600 dosi di Moderna che dovevano arrivare, quindi anche in anticipo per la settimana prossima, e 17.000 dosi di Johnson & Johnson. Restano 50.000 posti liberi e prenotabili per gli over 40, ricordato Lanzarin, anche se la mappa varia da ULSS a ULSS. E a proposito di vaccini, il Veneto continua a ribadire la volontà di immunizzare i turisti, ma nessuna fuga in avanti. La volontà è quella di trovare un'uniformità su tutto il territorio nazionale proprio per dare un servizio che sia uguale dappertutto. Avete sentito come ci sia uno spiraglio per le piscine al coperto, piscine che però restano sul piede di guerra. Noi siamo al blocco di partenza perché l'ipotesi fino a qualche giorno fa era di poter riaprire anche in vista dei centri estivi. La doccia fredda di lunedì ci ha reimposto la chiusura fino al 1 di luglio. La vasca principale è pronta, ma per rivedere i nuotatori in acqua si dovrà ancora aspettare. La cabina di regia ha fissato la riapertura delle piscine al coperto per il 1 di luglio, una decisione che gli operatori del settore definiscono allucinante in una situazione di crisi già drammatica, con il 60% degli impianti che rischia di non riaprire. Come federazione è stata una pura esplosione di rabbia. Non tanto per la tutela della sicurezza, ma l'ingiustificazione rispetto
rispetto a questa scelta, che ha ferito tutti, non solo noi come gestori, ma i nostri utenti. Il confronto con le istituzioni è serrato in questi giorni. Proprio oggi sono arrivate rassicurazioni dell'assessore Lanzarin, che confermerebbe per le piscine al chiuso la riapertura con il passaggio del Veneto in zona bianca e quindi, se i dati lo consentiranno, il 7 giugno. Noi siamo molto determinati. Devo dire che l'ANCI Veneto e la Regione Veneto ci sta dando grande conforto. Come spesso avviene in Italia, si vive di escamotage, per cui l'idea della zona bianca, quindi con l'entrata del Veneto probabilmente il prossimo 7 di giugno, dovremmo riuscire ad aprire in base a quella che la normativa nazionale ci impone. Stiamo attendendo conferme perché ormai siamo abituati da oltre 14 mesi a vivere all'ultimo minuto, ecco perché vedete le vasche piene, perché per arrivare a questo livello di agibilità a noi servono 10 giorni, non possiamo pensare di avere una comunicazione il mercoledì per il lunedì successivo. Ma lo sport veneto intanto si consola perché c'è una vittoria clamorosa al Giro d'Italia. Il ciclista trevigiano di Conegliano, 26 anni, Andrea Vendrame, ha vinto la 12ª tappa del Giro da Siena a Bagno di Romagna, 212 km e 4 Gran Premi della montagna. Ha battuto in uno sprint al cardiopalma Chris Hamilton. È la seconda vittoria italiana in questa edizione della corsa rosa dopo il successo nella cronometro di Torino di Filippo Ganna. I migliori presupposti per l'arrivo della carovana in Veneto: domani la Ravenna a Verona, poi la Cittadella Zoncolan e ancora si ritornerà in Veneto lunedì con la Sacile Cortina. Ritorniamo a parlare di vaccinazioni e vacanze. L'ULSS 8 è stata presa d'assalto per avere maggiori informazioni. Intanto tra prenotati e vaccinati gli over 40 sfiorano il 50%. Vaccinazione e vacanze, il tema è spinoso e se la salute viene prima di tutto, i vicentini però non vogliono rinunciare alle meritate ferie estive e prendono d'assalto i numeri del servizio igiene e sanità pubblica. Riceviamo un sacco di telefonate di chiarimenti, appunto se si può girare con una unica dose, qualcuno che ha qualche problema magari perché si trova nelle zone di vacanza. Tantissimi adesso modulano anche l'appuntamento in dipendenza delle vacanze. Per chi le vacanze le trascorre in zona, il consiglio rimane quello di recarsi al proprio centro vaccinale, dove verrà fatto il richiamo e verrà rilasciato il documento che comprova la conclusione del ciclo vaccinale. Molte anche le richieste di informazioni sul Green Pass o certificato verde Covid. In attesa di quello europeo, in base al decreto del 18 maggio, fa fede il certificato vaccinale con validità di 9 mesi se completata anche la seconda dose, ma visti i tempi dei richiami. Questa certificazione, il certificato cioè rilasciato dopo la prima dose, a partire dai 15 giorni dalla prima dose, abbia validità anche questo come Green Pass fino all'espletamento della seconda. Per tutti gli altri vale il tampone nelle 48 ore antecedenti. Intanto la macchina vaccinale continua la sua corsa e sul territorio dello slotto Berica gli over 40, ultima classe aperta in ordine di tempo, sfiora il 50% tra vaccinati e prenotati, mentre sale di qualche punto quella degli over 50 che si attesta al 69%. Entrambe le categorie sono in progress, ovvero con la previsione di nuovi posti liberi. Vaccini e vacanze, dunque il tema è caldo. Abbiamo chiesto ai bassanesi cosa pensino del Green Pass. Si sta parlando moltissimo questi giorni di Green Pass, e cioè la possibilità di viaggiare e partecipare ad eventi se si è stati vaccinati oppure se si è risultati negativi ad un tampone. Ma i bassanesi che cosa ne penseranno? Lo vorranno oppure no? Siamo andati a chiederglielo. Sì. È favorevole quindi? Sì, favorevole. Spero di averlo, adesso con la seconda vaccinazione, quindi io voglio girare. Non favorevoli. Contrarissimi. Contraria sicuramente. Come mai? Sì, non vedo il motivo. Favorevoli. Come mai? Mi dà un po' di più sicurezza. Per certi, come si può dire, eventi, sì, si può, favorevole insomma, ecco. Certo che sono favorevole, protestiamo per queste cose qua e poi quando andiamo in internet e diamo la password per tutto, cioè
la nostra privacy. C'è poi il tema dei vaccini per la fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. Presto ci sarà il via libera dell'EMA per l'esperto dell'Università di Verona, un passo avanti importante. Il nostro auspicio e anche le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 di maggio EMA possa dare l'ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. È destinata ad allargarsi alle nuove generazioni la campagna vaccinale anti-Covid e potrebbe accadere prima del previsto, considerato anche l'arrivo di 20 milioni di dosi di vaccino nel mese di giugno, la famigerata spallata al virus, per usare il termine pronunciato dal commissario Figliuolo esattamente una settimana fa in Veneto. Questa è una bellissima notizia perché noi potremmo allargare la platea dei vaccinabili e quindi non fermarsi alle persone di 16 anni ma arrivare sino alle persone di 12 anni e quindi gli studenti della scuola media potranno essere a breve inseriti nel piano di vaccinazione. Per l'epidemiologo quindi l'allargamento ai giovanissimi potrebbe segnare ulteriormente il passo di una campagna che sta procedendo bene e che adesso può contare anche su un alleato naturale. La combinazione del bel tempo con questo quantitativo di dosi potrebbe aiutarci a dire di aver fatto un grosso passo in avanti, un enorme passo in avanti nel capitolo conclusivo di questa bruttissima esperienza che ci ha accompagnato in questo anno e mezzo. L'importante, ricorda Guerriero, è continuare a fare attenzione. La somministrazione del siero non coincide con la completa immunizzazione. L'avviso vuole essere di guardare i numeri con una certa attenzione e vuole essere anche per le persone di dire di fare attenzione perché non siamo immuni subito dopo il vaccino, ma dobbiamo aspettare appunto questi 10-15 giorni. Ritorniamo a parlare del caso tamponi, perché nonostante li avesse richiesti, il Comitato Tecnico Scientifico del Veneto non ha visto i dati del secondo giro di tamponi effettuato a Vo da Andrea Crisanti. A svelare il retroscena l'ex funzionario dell'OMS Francesco Zambon. Le risulta che il dottor Crisanti non abbia presentato al CTS la relazione sul secondo giro completo di tamponi, nonostante il CTS gliel'avesse richiesta. Ricordo che si è discusso di questi dati, però io non li ho mai visti, cioè li ho visti poi dopo quando sono stati pubblicati nell'articolo, credo che sia nato su Nature. Quella di Francesco Zambon non è una voce qualunque, è un membro del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, e un ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale si è dimesso dopo che il suo studio sulla gestione del coronavirus era stato ritirato dalla stessa OMS poco dopo la sua pubblicazione. Stavolta però il retroscena riguarda un altro aspetto della gestione della prima ondata di Covid in Veneto e della mancata presentazione al Comitato Tecnico Scientifico da parte del professor Crisanti dei risultati sul secondo giro di tamponi a Vo, un'operazione che era costata alla regione 150.000 euro. I risultati sono poi apparsi sulla rivista Nature. I risultati io non li ho visti, so che ci sono stati ovviamente, però non li ho visti mentre si stavano generando. Poi li ho visti quando sono stati pubblicati nello studio. Posso chiedere se è normale che avvenga una cosa del genere? Che lo si legga da una rivista, seppur scientifica? Ma normale non lo so che abbiamo avuto delle discussioni dove appunto si dicevano quali erano i risultati di questi dati, ma io i dati primari, primitivi, non li ho visti. Da ex funzionario, Zambon non ha dubbi: se l'OMS non è indipendente dagli Stati membri, non è in grado di portare avanti il suo compito come dovrebbe. Tra le cose poco gradite del suo report racconta anche l'osservazione che il Covid fosse stato gestito meglio dal Veneto che dalla Lombardia. Veneto e Lombardia hanno due sistemi regionali molto diversi, ma questo è un dato di fatto, non è un elemento di giudizio, quindi riportare questo nel nostro rapporto aveva lo scopo di dire agli altri stati: guardate che dovete essere molto attenti sulla medicina del territorio perché è lì che si combatte il virus. Piove e il titolare di un ristorante decide di far entrare i clienti nel locale. Passa un'ora e viene multato. Succede a Zermana, alle porte di Mogliano, siamo nel Trevigiano, un episodio che ha creato malumore e polemiche. Li ho fatti entrare perché pioveva di brutto, non si poteva mangiare fuori, la temperatura era scesa, c'erano 12 gradi e non me ne sono sentito di mandare via la gente.
Erano quasi le 19.30 quando, a causa della pioggia, Federico Zacchello, titolare del Risto Before Azerman di Mogliano, ha deciso di far entrare all'interno del suo ristorante gli avventori che erano seduti ai tavoli esterni. Un comportamento naturale per mettere a riparo i clienti infreddoliti a causa del maltempo, ma il gesto per la normativa anti-Covid ha fatto scattare l'inevitabile verbale redatto da una pattuglia dei carabinieri giunta appositamente sul posto. Alle 7:30 ho detto: signori, accomodatevi in saia grande. Premetto che ho una sala che tiene 70 coperti e erano in 16. 8:20 si presenta pattuglia dei carabinieri. Sono da fuori, me l'ho fatto riconoscere che ho dei documenti. Nel frattempo risinai in sala a chiedere i documenti ai clienti e niente, si è messo a tirare giù, fare il verbale, tirare giù nome e cognome. Mi metto poi a tutta responsabilità, perché ho detto non è giusto, ho bisogno di lavorare. Verbale di 400 euro con lo sconto del 30% se la multa la pagherà entro 5 giorni. A preoccupare di più il ristoratore però sarà la decisione della prefettura di Treviso, che potrebbe prendere immediati provvedimenti e forse anche chiudere l'attività per un periodo che va dai 5 ai 10 giorni. Federico Zacchello ha comunque deciso di fare ricorso. Siamo rispettosi delle regole, ma non si può chiedere ad un ristoratore di mandare via i clienti quando piove. Se un DPCM non ti puoi far mangiare la gente dentro, però anche a me, nella situazione che sono io, che non ti dà aiuti, non ti dà nessun sostegno, ho 4 bambini, ho le bollette da pagare, il lavoro non ce n'è. I clienti hanno subito mostrato solidarietà e si sono offerti di pagare la sanzione, ma il ristoratore non se l'è sentita di accettare la proposta. L'episodio è certamente destinato a far discutere ancora per molto tempo i clienti del ristorante. Secondo me, guarda, hanno fatto benissimo a farli entrare. Se hanno cominciato una cena bisogna finirla. Il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha ritirato stamattina le dimissioni che aveva presentato il 1° maggio scorso dopo la bocciatura di una mozione promossa dalla maggioranza. Con l'opposizione avevano infatti votato no 5 consiglieri del Partito Democratico e la mozione non era passata. Soddisfazione arriva da parte del PD del sindaco Gaffeo. Grazie alla buona volontà di tutti, la crisi politica e istituzionale apertasi a Rovigo si è chiusa positivamente. Sono felice di aver potuto mettere la mia esperienza di amministratore locale e uomo delle istituzioni al servizio della città di Rovigo, afferma invece Achille Variati, che ha lavorato intensamente in queste settimane per ricucire lo strappo. La cronaca ci porta adesso nel Vicentino, a Noventa Vicentina in particolare, dove una baby gang ha aggredito e ha picchiato un 21enne per rubargli la droga. Ieri sera a Noventa Vicentina, in una via del centro, verso le ore 22, un barista ha assistito a una scena raccapricciante. C'erano dei ragazzi che stavano tra di loro discutendo in maniera molto animata. Scene da Far West, in pieno centro, a Noventa Vicentina. Baby gang assale e aggredisce a calci e pugni un 21enne. Il gruppetto, almeno 7-8 ragazzi, per lo più minori, un paio del paese, altri da paesi vicini, è sbucata da un sottoportico di via Masotto, urlando contro il 21enne e poi aggredendolo. Ragazzini armati di coltelli e pistole. A un certo punto uno di questi anche è stato una pistola, fortunatamente poi identificata come pistola a giocattolo, uno scacciacani, che però in quel momento lì ha creato un po' di panico e soprattutto una forte ansia tra i residenti della via, che hanno subito allertato i carabinieri. Pistole scacciacani prive di tappo rosso, ma i colpi sparati, secondo i racconti a riprova della violenza, sarebbero stati rivolti anche contro il 21enne. La vittima, residente nel Veronese, era arrivata a Noventa, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, per vendere della sostanza stupefacente proprio al gruppetto o ad alcuni di essi. Ma i giovanissimi, a quanto pare, non intendevano pagarla e l'agguato studiato era per rapinare il 21enne spacciatore. Immediate sono scattate le indagini, le testimonianze del barista, dei residenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno portato velocemente i militari a casa di 2 minori di 17 e 16 anni, dove le perquisizioni hanno portato al ritrovamento delle scacciacani di sostanza stupefacente, poco più di 4 e 5 grammi e bilancini di precisione. I 2 minori sono stati denunciati per rapina, uno anche per resistenza a pubblico ufficiale, alla vista dei militari, è andato in escandescenze aggredendoli. Per i 2 potrebbe profilarsi anche il reato di spaccio di stupefacenti, denunciata per spaccio anche la vittima. È un fatto estremamente grave, non era mai successo e quindi speriamo insomma che questo sia veramente l'unico e rimarrà tale.
1000 firme in poche ore perché Don Albino Bizzotto, il fondatore dei Beati Costruttori di Pace, finito nelle trame di ricatti e bugie di 11 nomadi, sia nominato cittadino illustre di Padova. Ieri mattina sono passato a salutare Don Albino, stava cercando di risolvere il problema di una persona ammalata gravemente e senza dimora. Fuori c'erano una quindicina di donne e uomini, alcune con bambini. Inizia così la lettera petizione scritta da Roberto Ongaro, inviata al sindaco Sergio Giordani perché Don Albino Bizzotto sia nominato cittadino illustre di Padova. L'idea è stata: perché non lo trasformiamo in un appello al sindaco per il riconoscimento di cittadino eccellente a una persona che da anni si spende in questa comunità e non solo, per venire incontro ai bisogni dei più poveri, più emarginati. Ecco, incredibilmente questa cosa nel giro di poche ore ha raccolto centinaia e centinaia di adesioni. Più di 1000 firme, un mare d'affetto, quello che ha circondato Don Albino, il prete di Frontiera, fondatore dei Beati Costruttori di Pace. Gli 11 nomadi che attraverso una trama di ricatti e bugie hanno convinto il sacerdote a versare loro 370.000 euro in 2 anni hanno fatto del male. Il bene resta più forte e per questo tra le firme raccolte ci sono quelle di cittadini illustri di Padova, ma forse i nomi più importanti sono quelli di persone che i più non conoscono, che ben sanno il valore di un uomo come Don Albino. I soldi, molti prestati, Don Albino Bizzotto li sta restituendo e intanto continua la sua missione di prete di Frontiera a servizio degli ultimi e della pace. È per questo, tra l'altro, che chiediamo che venga riconosciuto come cittadino eccellente, perché è un regalo che ci facciamo tutti, riconoscere queste qualità che sono quelle che ci fanno riconoscere come esseri umani. Rimaniamo nel Padovano, dove Polizia di Stato e supermercati ed Espar lanciano insieme un progetto contro la violenza di genere. Raggiungere le donne nei luoghi frequentati abitualmente, magari gli unici posti dove possono andarci da sole senza il controllo del compagno, quei luoghi in cui si sentono sicure, per loro rappresenta un ambiente familiare, i supermercati. Parte da qui la campagna informativa che vede unite le questure venete e i 192 punti vendita ad Espar della regione. Capofila è stata Padova, che con l'opuscolo distribuito nei supermercati vuole creare un filo diretto con le vittime di violenza. Ci sono molte richieste di intervento, però spesso non vogliono denunciare. Però noi investiamo la magistratura autonomamente di iniziativa nel momento in cui abbiamo cognizione che quella situazione potrebbe precipitare e quindi necessita di un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi la legge ci consente di intervenire preventivamente. Gli episodi di violenza sulle donne purtroppo sono in aumento e durante la pandemia e il lockdown hanno subito una triste impennata. Le donne denunciano con difficoltà, spesso hanno troppa paura e sono controllate dai loro uomini. Per questo l'idea di distribuire le brochure informative proprio nei supermercati. Negli opuscoli che verranno distribuiti a partire dal 24 maggio ci sono indicazioni pratiche e numeri utili da ricordare in caso di violenza. Noi in quest'ultimo anno e mezzo di pandemia abbiamo notato come i colleghi del punti vendita sono diventati più degli psicologi e dei sociologi, perché ricordiamoci che andare appunto a fare una spesa era l'unica maniera per uscire di casa e quindi tante volte ci trovavamo il cittadino che frequentava il punto vendita 2 o 3 volte al giorno perché era l'unica motivazione per andare fuori di casa. Questo cosa ha comportato? Ha comportato anche una richiesta di dialogo. Il ciclista veronese Lia Viviani è stato informato durante la corsa di oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Siena a Bagno di Romagna, del fatto che sarà portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo con Jessica Rossi. Lo ha spiegato il direttore sportivo della sua squadra, la Cofidis, Roberto Damiani. Il ciclista veronese ha semplicemente ringraziato, poi ha continuato a pedalare. In queste ore è arrivata anche una nota di
complimenti da parte del governatore Zaia. Questo nel giorno in cui la Marca e il Veneto festeggiano un risultato storico, perché Andrea Vendrame, 26 anni, ciclista di Conegliano, ha vinto a sorpresa la 12ª tappa proprio del Giro d'Italia, quella di oggi appunto da Siena a Bagno di Romagna, 212 km e 4 Gran Premi della montagna, battendo in uno sprint a 2 Chris Hamilton. Maglia rosa resta Bernal, questi presupposti del Giro che nelle prossime ore arriverà in Veneto. Domani l'arrivo all'Arena di Verona, quindi lo spettacolo è sicuramente garantito. Per noi adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Pressione atmosferica un po' più stabile. Nella giornata di venerdì 21 maggio il tempo risulterà tutto sommato buono. Vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto sarà asciutto ovunque. La giornata sarà infatti caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia non si escludono degli addensamenti, ma in genere non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie, minime comprese tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 17 e i 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, anche qui un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, solo con qualche nuvola e cielo a tratti coperto. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque. Dal pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 5-9 gradi, massime infine sui 21 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.